TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la politica. In merito alla questione del terzo mandato, il presidente della regione del Veneto Luca Zaia ha dichiarato: io ho letto le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e devo dire che il fatto che abbia dichiarato che non ci sono preclusioni sui tempi né sulle ragioni del terzo mandato dà sicuramente un'apertura. Dopodiché dovremo vedere quale sarà il prosieguo e quali saranno poi le diverse posizioni. Certo che se si cerca l'unanimità tra le regioni probabilmente non la si troverà mai. Poi però penso che debba anche prevalere il buonsenso. Ovvio che io non ne faccio una crociata, perché se non cambia la legge noi andiamo al voto in autunno come previsto. E rimanendo in argomento, è incredibile che a pochi mesi dalle elezioni regionali siamo di nuovo a discutere di terzo mandato e della poltrona di Zaia, unico argomento che sembra interessare al centrodestra. Ancora una volta la politica veneta viene ridotta a teatrino e spartizioni di potere, mentre famiglie e imprese aspettano risposte su lavoro, caro energia, sanità, fuga dei giovani e ambiente. I veneti non meritano questo spettacolo poco decoroso. Serve chiarezza e una data certa per il voto. Lo afferma Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, commentando le dichiarazioni di esponenti del centrodestra che riaprono all'ipotesi del terzo mandato. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. Lo scorso 29 maggio la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un giovane cittadino di nazionalità straniera ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di appostamento nei pressi di un istituto scolastico di via Cappuccina a Mestre, gli agenti hanno individuato un giovane mentre sarebbe stato intento a cedere un involucro di nylon, verosimilmente contenente sostanza stupefacente, a due potenziali acquirenti. A quel punto gli operatori hanno fermato e bloccato l'uomo, il quale a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 7 involucri di cocaina e di 740 euro in banconote di vario taglio, probabilmente provento dell'attività illecita. Il giovane è stato pertanto, come detto, arrestato, condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Voltiamo pagina, parliamo di sanità. Questa mattina alla sede della Compagnia della Vela di Venezia sull'isola di San Giorgio Maggiore, conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Sognando l'Itaca, inserita tra le attività che l'AIL e le sue 83 sezioni provinciali organizzano in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemia, linfomi e mieloma del 21 giugno. Nel corso della conferenza è stato ribadito che si tratta di un progetto di velaterapia riabilitativa per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti con tumore del sangue. Iniziativa che unisce mare, laghi, solidarietà e cura, offrendo ai pazienti un'esperienza condivisa con medici, infermieri, psicologi e skipper professionisti, lontano dagli ambienti ospedalieri. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.